Fammi una domanda, che domanda? Era un momento, fammi arrivare. Ancora, cioè già siamo in televisione, già mi fatto conoscere tutto Napoli. Benvenuti alla quinta puntata di Sangro Azzurro, questo è il canale YouTube di Calcionapoli 24, io sono Andrea Alici come prima e come vedete oggi fa proprio freschetto. Fa freschetto, però poi al sole faceva caldo, quindi non so se togliere o se mettere il giubbino. Ci vuoi chiudere un po' il balcone cortesemente e poi dopo se ci dai un crack se per cortesia? Io per esempio non mi trovo a mio agio col fatto che fa sto freschetto. Altrettanto, perché io sono una lucertola. Una rettiliana. Sì. Ah, dimenticavo, sigla. Viva Sangro Azzurro, i numeri uno del calcio Napoli. Fammi vedere che c'è qua. Questa è la coppia dell'anno. Ah, ho capito, sì. Bellissime, molto belle, complimenti. Grazie per questo regalo meraviglioso. 30 euro. Wow, è granata. Allora, da dove venite? Da Versa, provincia di Caserta. Quando siete arrivati? 5-3 giorni fa? Non mi 5-3 giorni fa? poi non mi ricordo precisamente. È un collega? Questo è un video di tutto l'allenamento. Sto facendo un video a un mio amico che è tifoso del Napoli, che gli piace molto e gli sto mandando un WhatsApp. Ah, questo è un WhatsApp quindi. Garcia nel post partita di Napoli-Augsburg ha detto delle parole che ci hanno fatto un po' mettere paura. Praticamente ha detto che molti degli infortuni non sono altro che infortuni di mercato, quindi ci possiamo aspettare di tutto. Se hanno offerte vantaggiose è giusto che vadano via, ragazzi. Queste sirene dall'Arabia Saudita che impazzano sempre di più. Veramente mi sto preoccupando anch'io. Se ne vogliono andare, fanno bene, perché noi vogliamo la gente che ha voglia di giocare con il Napoli. La UEFA, la FIFA devono fermare questa situazione, perché secondo me se tutti i campioni vanno a fare i campionati arabi, alla fine i campionati europei perdono proprio di importanza. Mi dispiace, soprattutto ho letto la notizia di Osimhen. Che dire, mi auguro di no perché è giovane, già va fuori. Però gli offrono 40 milioni di euro all'anno. Ma va là, ci sta sulla sabbia, cioè, che va a fare? Considerando che ha ancora tutta una carriera davanti, ora non sono proprio lui, però in questo momento dove sta facendo bene in un calcio europeo, forse andarsene in Arabia, non credo che ci andrei poi. Tu per 40 milioni di euro all'anno ci andresti? Sì, a piedi pure. Onestamente andrei a piedi. Come ci sta per? E che ci farebbe con questi 40 milioni? Penserei alla mia famiglia, ai miei figli, ai miei nipoti. Le posso dire, se ci va, pensi pure a noi, si ricordi di noi. Non ti preoccupare. Come ti chiami? Andrea. Andrea, ti penserò, non ti preoccupare. Io per guadagnare 40 milioni devo con 7-8 generazioni. Cioè 40 milioni all'anno, frate, avete capito quanti sfizi cade lì? 40 milioni. Buono, proprietario. Sono tanti 40 milioni di euro, però tiene 23 anni, cioè non dimentichiamoci questo. 23 anni vai in Arabia, che fai? Sì, sta Ronaldo, stanno gli altri, ma poi... Che ci farebbe con 40 milioni di euro? No, non... Ce l'ha un suo, uno sfizio più che altro. Ma non voglio manco pensare, perché non sono alla mia portata, nemmeno nella mente. Scesero troppi vizi, assai. Cioè uno sfizio da 40 milioni ce l'ha? Meglio che non ricim. È illegale. Ma non ne sto contando. 40 ma che so? A me mi interessa 10.000 euro messo, grazie a Dio. Ha mai sentito parlare di matrice del rischio? Se Osimhen si fa un infortunio l'anno prossimo che non può giocare a calcio per 2 anni, che fa? Se rimangia, se tira i capelli a una volta per non aver accettato i 40 milioni all'anno, meglio l'uovo oggi, meglio che se ne va. Cioè, per Anche lui. perché sarebbe una gallina oggi, non sarebbe, un uovo. sarebbe proprio tutto Pollaio. sì. Lui è insostituibile, perché è l'unico che inventa e fa gol. Non lo trovo un centravanti così. Victor, rimani per noi, per favore. Stiamo tutti qua a seguire te e facciamo altri 35 gol quest'anno, dai, più dell'anno scorso. Osimhen, se rimani ti facciamo noi i capelli gialli, tutti i sammati. Sembra una famiglia di parrucchieri noi, veramente. Non mai sapevo. A volte, sai, togliere quel costo. Per favore, qua si mangia bene, in Arabia non si muore di caldo, qua abbiamo il mare, è meglio rimanere qua. Osimhen, un frate canale tu, ti prego, tutto questo affetto non lo trovi da nessun'altra parte al mondo, resta con noi, leviamo i soldi, l'affetto è quello che conta, i soldi sono relativi, ma pochi si gettano i soldi, capisci quando ha guadagnato si viene da carriera su? Non si tocca, Osimhen, non si tocca.
Secondo me qualche volta si tocca, signor. No. Lo fanno tutti. Dobbiamo vincere la Sicuramente Coppa. si tocca, La Coppa però dei Campioni. a ci noi deve non far ce lo vincere. toglierete. I ragazzi di colore solo a Napoli, abbiamo visto Koulibaly che fine ha fatto, diciamo. È una questione, diciamo, cromatica. Sì, solo a Napoli quando stai in ira. Si trovano a loro agio. Sì. Sarà il clima. Umanamente, personalmente, dentro di te ti farebbe più male Zielinski o Osimhen? Zielinski, perché Zielinski più è stato attaccato alla maglia, alla fine Osimhen è stato da 2 o 3 anni, ci ha dato amore, ma Zielinski di più. Io dico che ogni giocatore È bella mamma sua. A livello di sentimento, vabbè, Zielinski abbiamo un legame tutti quanti, secondo me, ma giuro. Però Osimhen ci ha fatto vincere lo scudetto, quindi nessuno se lo dimenticherà mai. È più rimpiazzabile più che altro. Zielinski è più rimpiazzabile, certo. Con chi lo rimpiazzeresti? E si parla di Compires, là, come si chiama, l'olandese. Una cosa così comunque. quella dell'Atalanta, però penso che là è un compromesso, come si chiama? Compires, l'olandese dell'Atalanta. Prames. Bravo. Cup Miners. Prames, cioè nel senso che ce lo compramos. Compramos, speriamo. E la società deve essere preparata per queste cose, perché poi se ne va Osimhen, se ne va Zielinski come stanno dicendo, cioè con chi rimaniamo noi? Però Valente, noi vendiamo ma non compriamo, facciamo così. Faremo una campagna acquisti solo di vendita. Perché si chiama acquisti, poi se vendiamo solo, non si è capito. Oggi vogliono comprare un giocatore, domani un altro, però bene benissimo. Poi c'è questo Igor così so da De Laurentiis. E vede un po' che può fare, magari sì, fa comodo. E poi mi fa pensare il fatto che se n'è andato Spalletti e se n'è andato Giuntoli. Tanto comunque noi dobbiamo puntare alla zona Champions. Vedo tutti quanti che sono convinti che dobbiamo riconfermare lo scudetto. Lo scudetto è stata un'eccezione in una regola che ci deve vedere in zona Champions, poi tutto quello che viene in più tanto di guadagnato. Ti ricordi Rocky 3? È un clima da Rocky 3. In che senso? Perché Rocky, dopo che vinse Rocky 2 la cosa, si faceva tutte le cose, le fotografie, e poi andò sul ring e non ce la faceva e perse con quello là che poi uccise Apollo Creed, ti ricordi? E poi dopo dovette tornare invece con l'umiltà a fare allenamenti duri, invece vedono poco troppi fotografie, applausi, tanti auguri a te. Non mi piace non mi piace molto questo clima. Lei ci crede a questo movimento arabo? Cioè, funzionerà il progetto oppure è un fuoco di paio? No, è come la Cina. 3 anni, 4 anni fa tutti in Cina, basta, è frantume. Mi preoccupa tanto perché siamo diventati ormai come un Conad, vengono qui, fanno spese e se ne vanno. Ma io non credo che rivoluzionerà il calcio, perché alla fine il calcio competitivo è quello soprattutto europeo. Per il momento, però se se ne vanno tutti. Sì, c'è stata la speranza. La speranza che se ne vanno tutti? No, la speranza di fare un campionato in Arabia. Però il potere purtroppo compra tutto il dovere. Il calcio competitivo resta comunque in Europa e non credo che tutti andranno lì in Arabia. Dai, stiamo seguendo l'allenamento dei ragazzi, li vedo bene. Siamo lontanissimi, vediamo poco, però ci piace, insomma. Ha scritto un libro, ti dico solo questo. Ha scritto un libro sul calcio. Un libro sul calcio. Si chiama Il nome del popolo bue. Il nome del popolo bue. Il nome o il nome del popolo Non bue. scandisco male, capito? Soprattutto fra le 5 e le 6 del pomeriggio. Dopo l'aperitivo. Ma quanti barboncini tenete? No, io ho uno solo. E vi siete radunati? Sì, sì. Un gruppo di amanti di barboncini. Un gruppo di amanti, sì. Sì, questa è la tribuna Cagnolini. Lui è il diverso. Sì, mi sembra giusto. Diglielo. Allora,